L'autotrasporto chiede meno accise, meno burocrazia, più possibilità di lavorare senza dumping sociale degli stranieri. La Confartigianato chiama a raccolta a Treviso gli autotrasportatori del Veneto per rilanciare il settore attraverso un confronto con le istituzioni ed il mondo politico, un settore trainante dell'economia veneta, quello dell'autotrasporto, che si trova ad affrontare un momento di grave difficoltà. Abbiamo circa 14.000 imprese, di cui 7.000 sono con dipendenti. Solo nella provincia di Treviso negli ultimi 5 anni sono cessate quasi 300 aziende, 200 rotte aziende, perché non riescono più ad andare avanti, ad affrontare una concorrenza tra virgolette sleale di chi viene qui a trasportare pagando le tasse a casa sua, e qui in Italia ci lascia solo l'inquinamento. Sicurezza, infrastrutture, rispetto delle regole, ma soprattutto porre un freno alla concorrenza degli autisti stranieri e riduzione delle accise sul carburante, che in Italia è tra i più cari d'Europa. Questi temi fondamentali che verranno posti all'attenzione della politica dall'autotrasporto veneto.